Questa, Stefano, è un pollone di quelli che mi dicevi prima, no? È stato segato l'albero che si era deteriorato e qui allevate questo pollone che diventerà una pianta produttiva. Quanti anni ci vorranno? Quanti anni ci vorranno? Beh, nel giro di 5-6 anni si iniziano a vedere i primi frutti. Per arrivare ad avere già una buona produzione 10-12 anni. Qua vedete, noi abbiamo tolto la parte superiore, questa qua che non ci interessava più, e abbiamo ottenuto i polloni migliori, vedete? Senti, andiamo più avanti perché siamo anche in una zona in ombra, adesso andiamo lì al sole. Ci spieghi intanto la differenza tra castagne e marroni, che Sì. insomma sembra, tu dirai, una cosa banale, in realtà sono molto simili. Una grossa castagna può essere simile a un marrone di dimensioni più piccole. Sì, no, diciamo che per chi non è esperto non è proprio così semplice. Per noi basta buttare l'occhio. Partiamo dalla castagna. Prendiamo una qualche castagna, intanto si nota subito una certa differenza di colore. Vedete, il marrone si chiama marrone biondo dell'Appennino bolognese o modenese o reggiano. Che è questo? Che è questo qua, vedete, sono prodotti praticamente La castagna simili. è più scura. La castagna è più scura. Poi se voi notate ci sono delle altre differenze. Diciamo il culo del marrone è un pochino più squadrato. Mi piace l'espressione. Di quello della castagna. La castagna è un pochino più tondeggiante. Poi vedete che il marrone, a parte il colore, ha proprio anche delle crestine molto una vicina all'altra e molto ben definite proprio. Mentre la castagna, vedete, ce le ha le increspature, ma vedete com'è liscia la pelle? E anche la forma è un po' diversa. Quindi colore, un pochino l'attaccatura in fondo al frutto e le venature con le increspature e la pelle più liscia della castagna. Queste sono le differenze, vedete? Una di fronte all'altro si vedono benissimo. Allora, gli utilizzi sono, questo viene consumato tal quale, Sì. mentre la castagna si fa essiccare e da lì Sì. con la farina ci sono diversi utilizzi della farina, no? Certo. Quindi poi dopo magari possiamo parlare anche di quello. Senti, a proposito di castagne e di marroni, il consorzio neocostituito avrà, penso, una funzione anche importante per quel che riguarda l'aggregazione del prodotto, no? Cioè cercare di convogliare in un unico punto la produzione e cercare anche di dare soddisfazione economica ai castanicoltori. Beh, certo, lo scopo principale più forte è proprio questo. Prima l'aggregazione di noi castanicoltori, perché magari non è che ci conosciamo molto bene e via dicendo. Prima fare gruppo tra di noi e poi dopo passare effettivamente al tema commerciale. Già quest'anno, nonostante che siamo appena nati e che abbiamo un paio di mesi di vita e basta, abbiamo già una grossa opportunità da offrire a tutti i castanicoltori. A noi abbiamo trovato una ditta che il nostro prodotto, garantito da noi, dal consorzio, viene ritirato a 5 euro al chilo più IVA, qualunque quantità ci sia, anche quello che ha solo i 60-70 kg, anche a quello che ne ha dei quintali tutti i giorni da Quindi da si consegnare. parte da 5 euro. Da 5 euro, ma non la super produzione, quelli belli che magari il castanicoltore ha anche interesse a venderli a prezzi molto superiori ai 5 euro. La pezzatura, una bella media pezzatura, insomma, ecco. Quelli piccolini sono meno importanti, vanno ceduti a 2 euro, insomma, perché diventa roba da lavoro, ecco, più che da vendere nei supermercati. Ma questo dei 5 euro al chilo, che comunque viene ritirata, per noi è un'opportunità estremamente importante. Senti, io che sono un consumatore finale, vengo da te, acquisto 1 chilo di castagne e 1 chilo di marroni. Cosa devo fare se le voglio conservare per un po' di tempo prima di mangiarmele? Allora, quello della conservazione è una fase importantissima, anche perché c'è un fenomeno che il consumatore che vede le castagne le vede chiuse dentro a questo guscio qua e pensa che sia un frutto fortissimo. No, non è così, è molto delicato, specialmente dopo l'arrivo di questi nuovi funghi che ci sono già dentro. Se noi le mettiamo nelle condizioni giuste di svilupparsi, questi li fanno marcire. Quindi un consumo, per esempio domenica, i visitatori che sono venuti alla sagra della castagna di Zocca ci sono presi i loro 3 kg, i loro 5 kg, vanno mantenuti e arreggiati, guai tenerli dentro
alla confezione di plastica o alla borsina di plastica, se no dopo un po' di giorni bisogna buttare via tutto. Ma non è colpa nostra, voglio dire. Noi facciamo il possibile per consegnare un prodotto sano, ma allora, contenitori arieggiati, o carta, o vimini, o legno, e poi bisogna tenerli in frigo o in un locale molto fresco, perché i funghi da 4 gradi in giù smettono di lavorare. E questo è tanto. Se non si riesce a consumarli in settimana, congelatore, freezer. C'è chi li spadella prima, chi li mette via già cotti, chi li mette via crudi, chi li taglia prima, chi li castra prima e li mette via già castrati. Queste sono le cose importanti. Si diceva una volta che andavano annegati. Sì, curati. Curati. No? Cosa significa? No, curati era un sistema antichissimo, ma che ancora oggi viene utilizzato, ancora oggi è efficace. Praticamente si prendono i marroni freschi in stagione, cioè adesso, e si mettono in una vasca a bagno, proprio annegati, e per una settimana questi rimangono annegati. Va cambiata l'acqua, chi può anche tutti i giorni, chi non può ogni 2 o 3 giorni, dopo vanno tolti, vanno asciugati bene, se no marciscono a loro volta, vanno asciugati bene, tenuti in un ambiente tipo una cantina fresco, e fino a Natale si arriva con questi prodotti qua. Però chi ha il congelatore, il frutto rimane uguale, perché comunque la curatura comporta una fermentazione del marrone e quindi il prodotto cambia. Insomma, quindi freezer è la cosa migliore. Stefano, noi prendiamo i nostri cestini, abbiamo fatto vedere la raccolta manuale classica, però ci fai vedere adesso anche un modo moderno per raccogliere anche più veloce. Ci trasferiamo dove c'è l'agevolatrice, perché noi adesso abbiamo fatto un po' di show, no? Però in realtà ci sono le agevolatrici che aiutano molto voi produttori. No, adesso dipende, ci sono dei macchinari veramente che agevolano veramente. Quello che ho io è una cosa ancora manuale, comunque, che aiuta molto, specialmente per chi ha mal alla schiena, che non può piegarsi. Poi diciamo che dove ci sono terreni con una pendenza molto alta, lì insomma la macchina magari non lavora benissimo, quindi bisogna andare ancora a mano. Bisogna andare ancora a mano, quindi di solito si va sia a mano che con le macchine. Ti voglio vedere adesso. Andiamo. Ti interrompiamo adesso nel lavoro, un attimo che si deve togliere le cuffie perché non sente ovviamente nulla. Possiamo spegnere anche la macchina volendo. Questa è un'agevolatrice, no? E aspira. È anzianotta, ma fa ancora. Quindi aspira il marrone o la castagna senza il riccio o con il riccio? Beh, senza il riccio di solito si ferma sul beccuccio. E quindi tu aspiri solamente il frutto? Dopo io lo tolgo quando si fermano foglie o ricci o rami, li tolgo e via. Diciamo che non ti pieghi e togli esatto, questo va bene per quelli che iniziano ad avere problemi a chinarsi. Senti, guarda, noi adesso siamo quasi a conclusione della trasmissione, adesso vedo che ci sta raggiungendo Claudio Rossi, ci salutiamo dopo, faccio 2 chiacchiere con lui, poi dopo ci salutiamo a fine puntata. Sono qua. Buongiorno Claudio, allora tu sei un esperto del territorio montano, tanti anni che operi appunto qua nell'area di Zoo, che è la tua zona. Sì, abito anche. E dove abiti? Abbiamo parlato tanto di castagno e soprattutto ci siamo occupati nella prima parte della puntata di questo consorzio di castanicoltori, che può diventare un'opportunità, no? Per produttori come anche Stefano. Quali sono le prospettive in termini, diciamo, proprio di risposta economica che può dare un'entità che è stata costituita come il consorzio al territorio, che si parla non solo di castagne ma anche di vari prodotti del territorio? Infatti. In passato avevamo un consorzio che poi fu chiuso per delle vicende diverse e con tutto il passaggio che c'è stato con la valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi patata, castagno in questo caso, e con il marchio camerale, questo era l'ultimo passo secondo noi per arrivare ad avere
una vera valorizzazione del territorio e anche delle produzioni di quest'area. Il consorzio è stato pensato in questi termini proprio per dare risposte a 360 gradi, tant'è che lo statuto stesso è uno statuto molto aperto che consente tutta una serie di possibilità di valorizzazione di produzioni che non possono essere anche non solo il castagno. Anche il legno di castagno inteso come risorsa. Spesso trascurato, dico io. Spesso trascurato e credo che invece potrebbe essere una risorsa importante per il territorio. Vuol dire provare a mettere a frutto una parte, la stragrande maggioranza dell'area del territorio montano, perché l'area del territorio montano sono castagneti e boschi, quindi credo che questo sia assolutamente importante. Andrà a regime più o meno? Qual è il vostro obiettivo che vi siete posti? Pensiamo che possa andare a regime nel giro di un annetto per riuscire a mettere insieme tutta una serie di convenzioni possibilmente, speriamo, con i comuni, con i parco, con una serie di altre attività che possono diventare uno strumento anche di valorizzazione delle risorse del territorio, ma anche, diciamo così, una possibilità per dare lavoro anche a giovani o robe di questo genere. Quindi in termini di associati vi ponete un obiettivo anche in questo senso, cioè quanti associati, quanti agricoltori del territorio appenninico? Vorremmo cercare di valorizzare il prodotto, quindi tutti quelli che credono in questo tipo di ragionamento li invito anche ad aderire al consorzio, perché crediamo che sia lo strumento adatto per poterlo fare. È un consorzio che nasce come strumento unitario delle organizzazioni professionali agricole. Ci abbiamo lavorato un po' tutti per riuscire ad arrivare ad avere questo tipo di obiettivo e pensiamo che l'adesione al consorzio possa, nei numeri anche, quindi bisogna che arrivassimo almeno a 50-100 associati, insomma, per cominciare a fare massa critica e a governare la questione. L'altro aspetto importante è la valorizzazione del prodotto, delle sagre e tutto quello che ne consegue, quindi il consorzio si proporrà, spero, come interlocutore principale per la valorizzazione del prodotto e della castagna e del marrone di Zocca. Beh, allora, buon lavoro, in bocca al lupo al Neoconsorzio, grazie anche a Stefano Fogacci, vicepresidente di questa entità. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, ma adesso un po' di pubblicità e cedo la linea con i frutti della terra. Grazie Stefano, grazie Claudio. Grazie a voi.